Professor Pinton, desiderio, metodi, saperi. Questa edizione 2017 parte proprio da questi concetti, quindi per aprirsi poi al mondo. Sì, queste diciamo che sono le parole chiave che abbiamo ereditato anche dalle passate edizioni. Quest'anno le richiamo però perché ci sarà appunto l'Education for All che per noi diventa declinare queste parole chiave anche in funzione di rendere accessibili o disponibili a tutti l'educazione. Quindi è chiaro, è desiderio, liberare un pochettino il desiderio, la fantasia che per noi è fondamentale. Metodi, perché se non c'è metodo non si riesce a fare nulla, e sapere che è sostanzialmente la conoscenza che diventa patrimonio di tutti, e questa è un po' la linea conduttrice che porta ad avere sempre le stesse, diciamo, alcune consolidate iniziative ma declinate ogni anno con qualcosa di nuovo. La novità che a noi piace ovviamente all'università è fondamentale. Il programma è vastissimo, quindi naturalmente rimandiamo al sito per tutti gli appuntamenti, però quest'anno in particolare ci sarà l'evento del G7 che sarà unito a quello di Conoscenza in Festa, che darà proprio un respiro internazionale ancora di più per questa edizione. Sì, questo diciamo che è la grande novità di quest'anno, perché quello che nelle prime edizioni si chiamavano i magnifici incontri, con 20 rettori nella prima e 50 nella seconda, ma già nella seconda con una attività che prevedeva discussioni e produzioni di documenti abbastanza snelli. Quest'anno invece, proprio sulla scia del G7, quindi con il patrocinio della Presidenza del Consiglio del G7, avremo la possibilità di ospitare un numero considerevole, quasi tutti, direi tutti i rettori italiani, più una quindicina di rettori stranieri, gli studenti, e discutere proprio di tematiche importanti che riguardano l'educazione per tutti. Da questo uscirà un documento che metteremo nelle mani della ministra Fedeli, che sarà qui con noi nei 2 giorni, nelle 2 giornate del G7. Quindi è una cosa che probabilmente ha già, guardando anche i comunicati stampa e alla risonanza che ha avuto, avrà una risonanza notevole a livello nazionale e non solo. Quindi un momento anche per far capire anche cosa si fa a Udine, cosa l'università fa per Udine. Diciamo che non è più così strano neanche sentir parlare di un'università che si apre alla cittadinanza, al mondo, a tutti coloro che magari una volta potevano essere considerati lontani da questo mondo. Ormai con questo tipo di eventi, anzi, diventa un appuntamento che si attende, che si vuole proprio vedere. Sì, la nostra idea era di trasformarlo in un appuntamento annuale in cui ci sia poi il contributo dell'università al territorio, in un senso anche di restituzione a un territorio che è fondamentale ed è speciale, perché al di là del fatto della nostra genesi dell'università voluta dal territorio, ma Udine è una piazza straordinaria per fare eventi di questo tipo, e devo dire che i colleghi universitari hanno risposto anche molto bene, invadendo per esempio più di 25 esercizi commerciali per portare lì e discutere un po' delle loro ricerche, ma non per banalizzarle, per far vedere quanto queste possono essere importanti e anche comprensibili da persone che non sono per forza di cosa dei ricercatori. Quindi questo credo che avvicini molto la popolazione a quello che è il ruolo e la missione dell'università. Alcuni eventi particolari che sono proprio istituzionali poi trovano spazio all'interno di Conoscenza in Festa, perché dal Dies Academicus a poi un evento anche nuovo che quest'anno ci sarà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ce ne vuole parlare giusto brevemente? Sì, qui diciamo che c'è il collega Sartor che naturalmente lui è bravissimo ad organizzare questa cosa, però si chiama Alumni e vuole praticamente riunire gli ex studenti. La cosa interessante però è che vogliamo anche, proprio nell'idea di creare una comunità, di premiare col Green Fund d'argento gli studenti, ex studenti, no? Quindi gente che ha trovato affermazione nel mondo istituzionale o lavorativo, economico, proprio partendo dalle basi acquisite qui a Udine. Quindi è un modo che ci ricollega anche nella nostra breve storia a tutto quello che è l'attività formativa che l'università ha svolto in questi che ormai stanno diventando 40 anni. Non saranno moltissimi, ma sono stati piuttosto densi di attività. E quindi un messaggio in conclusione per questa edizione? Non perdetevela.